E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come mettere lo sfondo di TikTok e cambiare lo stile. Prima di tutto, per cambiare lo stile andiamo su impostazioni, andiamo su schermo. Questa funzionalità funziona per Huawei, credo, Galaxy, Android e credo anche iPhone, non lo so. Ma andiamo su stile, dimensioni, carattere. Eccolo qua, stile, carattere, schiacciamo e a voi credo, perché a me è venuto, mi verranno sempre 3 di caratteri. E ok, ve ne verranno 3 e ne dovete scaricare di altri di caratteri. Prima di tutto scaricate i caratteri che volete e io ne ho scaricato Choco Cookie, Choco Jax, le cose, no? E aspettate che controllo una cosa. Bluetooth non l'ho. Ok, non importa. Choco Cookie, vedete? Questo cambia l'aspetto. Choco Cookie io metto perché a me piace. Il grassetto, io metto il grassetto perché a me piace davvero, grande, piccolo, io lo metto così. Ok, va bene, e abbiamo fatto. Indietreggiamo ed eccolo qua. Adesso come mettere lo sfondo di TikTok. Prima di tutto dovete andare su Play Store, se avete nel cellulare già TikTok. Cos'è questo? TikTok, se avete già TikTok, va bene. Se avete TikTok lo dovete installare lo installate sul telefono e dopo installate anche TikTok Wall Picture. Questo qua, ci deve essere questa di immagine. Lo installate e lo apriamo. Dovete schiacciare imposta sfondo live. E questi sono i video che avevo. Ma prima di tutto dobbiamo andare su TikTok. Dov'è TikTok? Eccolo qua, TikTok. Guardala! Scusate. Ecco. Il mio cane non piacciono. E scegliete. Io ho messo un... Ecco, scelgo questo. Ci sarà una freccetta qua in basso a destra, un po' più in alto, ci sarà una freccetta oppure dei 3 puntini come vi viene. Condividi. Ecco qua. Schiacciate foto là e ci sarà scritto segnala, non mi interessa, salva video, duetto, reazione, aggiungi ai preferiti, foto live, condividi come GIF. Schiacciate foto live. Ecco, foto live salvata. E come posso dire, andate su TikTok foto, imposta sfondo live, fate così, imposta come foto live salvata ed eccola qua. Il cagnolino che crede di nuotare. E abbiamo finito questo video. Credo che sia tutto e al prossimo video, ciao ciao!